Nella chiesa della Madonna del Divino Amore di Sora si è tenuta sabato 4 luglio la solenne celebrazione di ringraziamento per il 50° anniversario dell'ordinazione presbiterale di Don Francesco Cancelli. Le comunità di Maria Santissima di Valle Radice, San Vincenzo Ferreri, San Giovanni Battista e San Giuliano Martire, guidate da Don Francesco Cancelli dal 1994, si sono riunite per partecipare alla celebrazione giubilare presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo e con la concelebrazione di numerosi sacerdoti della diocesi. Un momento di condivisione insieme alla comunità per ringraziare Dio per il servizio pastorale svolto da Don Francesco e pregare per nuove vocazioni. È un evento intanto che coinvolge tutta la Chiesa diocesana, evento intanto di gratitudine al Signore perché nel ministero di Don Francesco in questi 50 anni Gesù ha svolto la sua missione di maestro e di pastore. E quindi chiediamo al Signore, insieme con il ringraziamento per questo dono, chiediamo la grazia di nuove vocazioni. Abbiamo bisogno di pastori che, sull'esempio di Gesù, imparino e testimonino un amore grande per il mondo che attraverso il Signore nel nostro ministero presbiterale è un mondo che viene continuamente salvato attraverso l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti, la carità fraterna. Questo mondo così conflittuale e così drammaticamente attraversato da morte e da violenza, la Chiesa attraverso i suoi ministri portano avanti un messaggio di pace che nasce dalla Pasqua di Gesù e di cui i ministri sono dispensatori, come di un dono grande di grazia che è la salvezza del mondo. Oltre ad essere parroco delle comunità in festa da 32 anni, Don Francesco in questi 50 anni ha prestato servizio per 18 anni come rettore di Santo Spirito in Sora e rettore del seminario diocesano. Per 6 anni ha ricoperto anche il ruolo di cappellano del Santuario della Madonna delle Grazie, è stato accompagnatore, segretario personale e cerimoniere durante gli episcopati di Monsignor Chiarinelli e Monsignor Minchiatti. Don Francesco è cappellano d'onore di Lourdes e cavaliere dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Grazie veramente di cuore che sale dall'intimo al Signore, innanzitutto perché mi ha accompagnato in questi 50 anni, mi ha chiamato, mi ha consacrato e mi ha inviato, e quindi il mio ministero sacerdotale che si è svolto nella nostra città di Sora, ma direi a servizio della diocesi, perché sono stato poi vicino a 2 grandi vescovi, Monsignor Carlo Minchiatti e Lorenzo Chiarinelli, quindi ho avuto modo di spaziare, conoscere e servire anche le altre realtà della diocesi. Ho iniziato il mio ministero nella chiesa di Santo Spirito in Sora per 18 anni, anche alla Madonna delle Grazie per 6 anni, poi nella chiesa di Sant'Antonio Forletta, ma soprattutto nella chiesa di Santo Spirito un grande movimento nella devozione all'Addolorata e soprattutto i gruppi giovanili. Basta ricordare il mese di maggio a cui partecipavano tutte le mattine circa 300 giovani, e in quella chiesa poi l'evento che coinvolse praticamente tutta Sora dell'incoronazione della venerata immagine dell'Addolorata per le mani del Papa San Giovanni Paolo II. E poi ecco altre realtà piccole e grandi, come essere l'assistente dell'Azione Cattolica dei giovani o del gruppo che si era ben formato sempre a Santo Spirito dei giovani di Comunione e Liberazione, e tante altre esperienze, 40 anni anche di insegnamento al liceo scientifico di Sora. Poi il vescovo mi chiamò dicendo che era ora di iniziare anche a fare il parroco e quindi di costruire qui una chiesa, un'avventura a cui non avrei mai pensato, però bisogna fare l'obbedienza e quindi ho obbedito, e prendendo, diciamo così, a cuore queste realtà, questa qui di Pontrino dove è stata costruita questa chiesa con grande impegno e sacrificio, e poi la realtà di Valle Radice che a me sta nel cuore perché io sono nato il giorno della Madonna di Valle Radice, l'8 settembre, con San Vincenzo Ferreri, e quindi cercare di guidare, anche amalgamare queste diverse realtà, che non è semplice a volte, però sono consolato dalla presenza di tante persone disponibili a collaborare, a dialogare, quindi a camminare insieme, un cammino di Chiesa, così come ci viene chiesto oggi, la Chiesa che deve essere sinodale,
E quindi non è solo il parroco come una volta che decide e fa, ma che insieme ai fedeli cerca di realizzare, progettare e seminare per il Vangelo, la parola di Dio e quindi gli insegnamenti del Signore per costruire questo edificio santo che è la Chiesa. Ecco, ancora che cosa c'è stato in questi 50 anni? Sono stato anche a Balsorano come rettore del santuario, mi chiamo anche lì il vescovo perché c'era bisogno di portare avanti il restauro della struttura di accoglienza dei pellegrini e quindi una decina d'anni, anche lì è stato bellissimo, un'esperienza molto bella, spirituale, che ancora oggi mi rimane nel cuore. E andiamo avanti così. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato anche per questo evento, così un po' alla fine sono riuscito a capire un po' tutto, almeno penso, e quindi delle diverse realtà di Pontino di Valleredice e San Vincenzo. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito in questo tempo, in questo periodo. E un pensiero caro anche alle persone che non ci sono più, quante ce ne sono, che ormai che si affacciano dalle balaustre del cielo, come diceva San Francesco di Sales, cominciando dai miei genitori, mamma e papà, che ringrazio, gli amici, i sacerdoti, i vescovi, che non ci sono più, ecco, che ci aspettano un giorno, perché siamo ormai, dopo 50 anni, a contemplare i colori del tramonto e quindi ci prepariamo man mano nei distacchi per andare a questa realtà nuova, per continuare poi ad essere partecipi della liturgia eterna del cielo. Al termine della celebrazione, animata dal coro polifonico diretto dal maestro Giacomo Cellucci, Roberto Petricca, a nome delle comunità di Maria Santissima di Valle Radice, San Vincenzo Ferreri, San Giovanni Battista e San Giuliano Martire, ha espresso il grazie per questi 50 anni di condivisione di servizio sacerdotale. A nome dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il cavaliere Orlando Porzinelli ha consegnato una targa a nome dei cavalieri e delle dame della delegazione di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo ed espresso gratitudine per l'impegno di Don Francesco anche nell'ordine. Un sentito ringraziamento è stato espresso anche dalla Pia Unione Madonna delle Grazie, con un dono da parte del presidente Francesco Tedeschi. Emozionato e commosso il ringraziamento della famiglia del sacerdote affidato alle parole del fratello Arnaldo Cancelli, che lo ha ringraziato per il suo essere sacerdote, figlio e fratello, attento e vicino ai suoi fedeli ed alla sua famiglia. A chiudere la celebrazione il dono da parte del vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo del messaggio di auguri da parte di Papa Leone XIV.